Primo titolo, e come sottotitolo potremmo avere: battezzati nella morte di Cristo abbiamo una nuova carta di identità. E abbiamo anche un ulteriore sottotitolo che potrebbe essere: rinneghiamo il paese dal quale proveniamo. Guardate i testi: cambio nazionalità. E poi ancora, battezzati nella morte di Cristo, una nuova carta di identità. E quindi questo ulteriore sottotitolo: rinneghiamo il paese dal quale veniamo. Vedremo in che senso possiamo parlare di questi aspetti della vita cristiana che implicano il cambio di nazionalità e il battesimo nella morte di Cristo. Il capitolo 6, dicevamo. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti, fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che vi offrite a qualcuno come schiavi per obbedirgli? Siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore. Amen. Fin qui la parola di Dio. C'è da chiedersi se sia opportuno rimanere nel peccato dato che la grazia di Cristo trionfa. Inutile questa domanda, la cui risposta può essere una sola: no di certo. Chi è morto al peccato non può essere più vivo in esso. Chi ha accettato Cristo ha accettato e goduto del suo battesimo nella sua morte. Entrare anche fisicamente nell'acqua, immergersi totalmente, per poi riemergere, configura una sorta di sepoltura e a seguire una resurrezione. Entrando nell'acqua io sono avvolto totalmente e poi riemergo nuovo e pulito, una pulizia morale e non carnale. Ma se mi sono ricreduto ai miei peccati e pentito, mi sono immerso nella salvezza di Cristo, morendo come peccatore e rinascendo quale risorto alla vita. Preghiamo. Padre che sei nei cieli, grazie perché mi hai dato la vita nuova, aiutandomi a superare tutti i limiti che mi tenevano stretto alla vita vecchia. Grazie Signore soprattutto per Cristo, morto al peccato e risorto, morto al mio peccato, non al suo, Signore, è risorto. Grazie Signore per Gesù Cristo che mi ha fatto capire questo mistero della salvezza che ottengo soltanto attraverso il suo sacrificio espiatorio, Signore. Lode a te, Signore. Guida la nostra riflessione, guida le nostre parole, anche quelle che seguiranno. Te lo preghiamo nel nome del risorto Gesù Cristo. Amen. Cristo dunque mi dà la vita e mi toglie la morte di dosso. Quindi il battesimo avviene nella sua morte e la resurrezione è vita assoluta. La morte non sarà più possibile. Cristo risorto dai morti riceve la vita dal Padre e ci rende partecipi della stessa resurrezione, in una morte simile alla sua. Simile perché lui non è morto al peccato, perché mai peccò, ma è morto per i peccatori, per dare ad essi, a noi, la vita eterna. E noi camminiamo in una vita nuova. Appunto, camminiamo, non stiamo fermi. Chi è in vita cammina, chi è in morto non può fare nulla. La vita è moto, spostamento, movimento, dinamica. Tutto ciò fa chi è vivo. Chi è vivo respira, assapora, interviene, ama, comprende. La novità di vita che ci dà il Signore ci permette di comprendere, di conoscere, di approfondire, di godere la pienezza del nostro pensiero, del pensiero degli altri. E chi vive questo rapporto dinamico non si ferma e raggiunge risultato dopo risultato, meta dopo meta, qualche cosa di definitivo. Abbiamo un giovane nella nostra comunità che sta per battezzarsi. Il suo è l'inizio di un rapporto. Un inizio effettivamente è già accaduto precedentemente, quando ha accettato Gesù Cristo, ma questo atto pubblico di consegnarsi e di far vedere che muore al peccato lo fa rinascere riemergendo dall'acqua. E allora lodato sia il Signore per questo ulteriore battesimo nella sua Chiesa, che è la nostra comunità in questo caso, ma è un ulteriore atto che ci fa venire in mente come anche dopo 2000 anni adulti responsabili possono affrontare la morte al peccato per ritornare in vita.
Quando si parla di dinamica viene in mente una corsa ciclistica, come il Giro d'Italia. I chilometri si succedono ai chilometri, il traguardo si avvicina, la prima tappa è consumata, poi verrà la seconda, la terza e così via, fino a quella finale, la 20ª. La vita è un po' una corsa, e anche la vita cristiana lo è, una corsa di tappe successive, al termine delle quali si può fare un bilancio. Questa corsa è la santificazione. Al termine delle tappe la gloria del Padre ci avvolgerà. Il vecchio uomo muore, crocifisso come Cristo, a differenza che il nostro vecchio uomo è macchiato e sporco, mentre Cristo è immacolato. Scusate. Il crocifisso, il Signore, è innocente. È l'innocente che muore per salvare. Per salvare il crocifisso si rende colpevole, si addossa il peccato. E invece i colpevoli siamo noi. Uniti a noi, anche la nostra morte, colpevole, sembra simile alla sua innocente offerta. Il corpo peccatore nostro lascia il posto ad un corpo risorto. Una volta morti, siamo stati liberati dal peccato. Chi è morto non può peccare. Cristo risorto non può più morire, come noi peccatori non possiamo più peccare. La morte e il peccato non hanno più potere su di noi. La maledizione si trasforma dunque in benedizione. Anche noi allora, come i Romani, cui questa epistola si riferisce, siamo viventi, dinamici, attivi. E possiamo fare molto in virtù di questa vita in Cristo. Il morto non pensa, non agisce, non è dinamico. Il morto non si muove, non parla, è statico. Così il peccatore è un morto statico, freddo, inattivo, il suo corpo inanimato, ovvero fa delle cose, ma è come se non le facesse, perché non ha la libertà che solo Cristo offre e garantisce. Crede di essere, ma non è. Crede di fare, ma non fa. Crede di muoversi, ma è fermo. Non cedete dunque al peccato, perché adesso non appartenete più. Il vostro corpo è mortale, ma non sottomettetevi adesso. Non far finta di essere ciò che non sei. Se sei un cittadino italiano, faccio questo esempio, non posso far finta di essere un cittadino inglese o americano. Posso anche parlare la lingua che può, per la sua perfezione, imitare benissimo quella che si parla in questi due paesi, ma ci sarà sempre un tono stonato, un'improprietà, un anello che non torna in quella improbabile catena. Le vostre membra sono strumento di giustizia di Dio. Non potete fingere che non lo siano. Chi non è corpo di Cristo non può far finta di esserlo. Prima o poi verrà scoperto. Prestate voi stessi a Dio come viventi, dinamici, attivi. Lavorate dunque per il regno perché ne siete concittadini. Siate strumenti di giustizia di Dio. Siate nuovi cittadini di un nuovo paese. Politicamente non è possibile, se io sono cittadino argentino non potrò mai rinnegare la mia nazionalità per diventare italiano. Eventualmente avrò sia l'una che l'altra nazionalità. E questo sarà per me un arricchimento, non un impoverimento. Tutti coloro che hanno creduto in Cristo, invece, hanno rinunciato per sempre alla nazionalità del peccato. Non appartengono a quel regno,
a quello Stato, hanno una nuova carta di identità unica e la loro unica nazionalità rende tutti questi cittadini molto speciali. Non possono ubbidire alle leggi di quello Stato, debbono adattarsi alla nuova legge di uno Stato sovrano che ha un unico Presidente della Repubblica. Ieri c'era la festa della Repubblica in Italia. Un unico re, se volete, Cristo. Le membra non possono essere nemmeno prestate al peccato. Un prestito non è cessione, le riavrò, potremmo dire. Non posso dirlo. Non posso prestarle, le mie membra sono sacre, sono per Dio. Noi morti viventi siamo morti al peccato, dunque vivi, risorti, che non possono prestare i propri strumenti a nessuno. Posso prestarti la macchina, la bicicletta, qualsiasi strumento, ma non posso offrirmi al peccato. Del resto il peccato non ha più potere su di me, su di te, se sei sotto la grazia. Se sei sotto la grazia non sei sotto la legge, alla quale non puoi ubbidire per la tua natura. I miei concittadini, i miei connazionali, sono d'ora in poi gli altri che come me sono sotto la grazia e non sotto la legge. Sono italiani, argentini, romeni, austriaci, sloveni, africani, asiatici, provenienti e viventi molte nazioni del mondo, ma concittadini con me della città della grazia. Sono imperfetti, qualche volta presuntuosi, qualche volta superbi, persino qualcuno è antipatico, qualcun altro è troppo simpaticone, amicale, mi piace poco, ma sono concittadini della città della grazia, redenti, peccatori pentiti, usciti dal regno del peccato per entrare nel regno della grazia. Dunque sono cittadini in percorso, stanno camminando. Qualcuno sta correndo, qualcuno ogni tanto zoppica, si inciampa, qualcuno ha imparato a conoscere gli ostacoli, le pietre d'inciampo e qualcuno ha saputo alzare la gamba per non scivolare. Nessuno di noi è perfettamente un atleta. Qualcuno di noi dovrebbe allenarsi di più, perché il campionato è ancora lungo. Ma qui non ci sono gare eliminatorie, ognuno arriverà al traguardo, non per la propria capacità, ma per Cristo crocefisso, allenatore perfetto. Il peccato aveva un potere su di noi, non ne ha più. La nuova nazionalità è una carta di identità assoluta, un certificato che non posso perdere, una app sul mio telefonino incancellabile. Qualsiasi virus possa attaccare il programma. E allora, se non si può perdere questo diritto, come si spiega il male di alcuni che nella storia e anche nell'attualità affermano e poi negano con i fatti? La risposta può essere che costoro non hanno mai fatto parte di questa nazionalità della grazia. Se avessero avuto quel documento, non lo avrebbero mai perduto, non lo avrebbero mai rinnegato. Se hanno rinnegato vuol dire che sembrava ma non era. Sembravano, parlavano, scrivevano della grazia, ma con essa non c'entravano nulla. Rimandiamo la nostra riflessione ad alcuni brani, cominciando da Colossesi, capitolo 2, versetti da 11 a 13. Colossesi, capitolo 2, versetti da 11 a 13, ecco che compaiono.
in lui siete stati anche circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati resuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Voglio continuare con il capitolo 3 di Colossesi e questa volta leggeremo 10 versetti, i primi 10. Se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto, alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Lo ripeto, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinomando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Anche Galati ci informa e ci sollecita in questa stessa direzione al capitolo 2, tra i versetti 19 e 20, che potrebbero essere più riassuntivi. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Apostolo Pietro, nel capitolo 4 della sua prima lettera, ci sollecita in questa direzione. Prima Pietro 4. Ancora un paio di versetti e sono l'1 e 2. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che, cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Se ci offriamo a qualcuno come schiavi, abbiamo letto, siamo schiavi di costui. Abbiamo letto la prima parte del nostro testo. Non possiamo essere dipendenti della fabbrica del peccato e allo stesso tempo dipendere dalla fabbrica della giustizia. Non siamo nella possibilità di avere due posti di lavoro, o in un'azienda o in un'altra. Lode a Dio, ero un lavoratore retribuito dall'azienda del peccato. Ora sono, per la mia ubbidienza al messaggio, dipendente dall'azienda della libertà, servo di giustizia. Paolo sostiene di essere stato chiaro: dall'iniquità
alla giustizia, il giusto passo è Cristo. La dipendenza dal peccato determinava la libertà dalla giustizia di Cristo. Ora la dipendenza dalla giustizia di Cristo determina la mia libertà dal peccato. Non sono più io che vivo, abbiamo letto, sta scritto, potremmo aver letto male, vero? Ma se diciamo sta scritto, il tutto assume un'altra autorità. Non sono più io che vivo, dunque, ma è Cristo che vive in me. Voglio ripetere questo concetto, che la dipendenza dal peccato determina la libertà dalla giustizia di Dio. Ora, la dipendenza dalla giustizia di Cristo determina la mia libertà dal peccato. Ecco perché dico che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Diciamo che anche ogni albero dà un frutto, così ogni vita. Che frutto dava il tuo albero piantato sul terreno del peccato? Dovreste vergognarvi del frutto che produceva il vostro vecchio albero, dice l'Apostolo. Ora, comunque, liberati dal peccato, date il frutto buono, un frutto che matura ogni giorno e che migliora la qualità. E migliora di qualità. Il raccolto del tuo albero l'anno scorso è stato buono. Il prossimo anno deve essere migliore. In prospettiva diventerà ottimo. Se l'albero non produce frutto, vuol dire che è ancora piantato sul terreno sbagliato. E allora è meglio espiantarlo e piantarlo sul terreno giusto, annaffiandolo, curandolo, potandolo, insomma guardandolo con cura. E questo affinché il lavoro sia un utile progetto per la vita eterna, quando si raccoglierà il frutto ottimo, perfetto, in statura, come Cristo lo seppe far maturare. Nell'azienda agricola c'è un solo dono, la vita eterna in Cristo, nostro Signore. A Lui sia la gloria. L'altra impresa ti dà solo il salario, il peccato, la morte. Se non siamo ancora dipendenti dell'azienda giusta e vera, se non siamo ancora piantati sul terreno giusto, chiediamo a Cristo che ci pianti dove sa Lui e che ci doni la vita, perché solo Lui può farlo. Rinforziamo la pianta con alcuni agenti per farla crescere. Il primo agente è in Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, tra i versetti 31 e 36. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diventerete liberi? Gesù disse loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Anche Romani, che affronteremo nella prossima occasione di studio di Koinonia, al capitolo 7, appunto, tra i versetti 4 e 6, lo approfondiremo la prossima volta, comunque afferma, dicevo, capitolo 7, versetti 4 e 6. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro, cioè a colui che è resuscitato ai morti affinché portiamo frutto a Dio. Parlavamo del frutto dell'azienda agricola da noi immaginata. E vorrei chiudere questa riflessione
per continuarla poi in presenza qui tra coloro che ci sono e online, chi volesse tra coloro che si ascoltano avere il collegamento online ci scriva e noi lo apriremo. Tito è una lettera ancora di Paolo che scrive a Tito, e in questa lettera al capitolo 2 ancora tra i versetti 11 e 14 troviamo, capitolo 2 versetti 11 e 14, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza dell'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi, un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Impariamo dunque a essere zelanti. Andiamo avanti rimanendo insieme, tra qualche minuto il nuovo collegamento a tutti coloro che ci hanno seguito. Arrivederci, buona serata, il Signore ci benedica e ci faccia essere sempre più zelanti e dinamici nella sua legge. Amen.